Yoko Ono è uno dei principali esponenti del movimento Fluxus, questo movimento artistico che negli anni 60 ha veramente rivoluzionato l'arte, perché ha cambiato il modo di concepire il rapporto tra uomo e artista, tra artista e società, e ha cambiato tutti i canoni e le regole dell'arte contemporanea. Qui a Ptui abbiamo la fortuna di avere Skywatch Lader e World Painting, due delle opere più importanti di Yoko Ono. Due opere che sono davvero importanti per il suo pensiero, perché chiamano lo spettatore a relazionarsi con esse. Lo spettatore deve confrontarsi con queste opere, vederne la carica immaginativa e completarle. L'opera non è finita finché non arriva dentro alla mente dello spettatore, che la guarda, la osserva e si rapporta con lei. Secondo gli artisti Fluxus, per usare una battuta un po' radicale, provocatoria, loro dicevano che il pubblico deve essere autosufficiente, quasi quasi non ha bisogno dell'artista, quindi le persone devono rapportarsi con l'opera in senso profondo, ma anche con coraggio, non sentirsi in un museo, ma sentirsi parte della creazione.